Un totale di 7 denunce per rissa e lesioni personali in concorso. È il bilancio di un'indagine condotta dai carabinieri a seguito di una violenta colluttazione avvenuta nelle scorse settimane all'interno del Civiform a Cividale del Friuli. I militari dell'Arma, delle stazioni di Cividale Faedis, con il supporto del nucleo radiomobile, erano intervenuti dopo una segnalazione per rissa tra una decina di giovani. All'arrivo delle pattuglie i partecipanti si erano però già dispersi. I carabinieri avevano rintracciato e identificato soltanto due giovani, rimasti lievemente feriti durante lo scontro e affidati alle cure del personale sanitario. Secondo quanto ricostruito nel corso delle indagini, durante la colluttazione sarebbero stati utilizzati bastoni e altri oggetti contundenti. Gli accertamenti successivi hanno consentito di identificare 7 presunti partecipanti, cittadini extracomunitari, denunciati in stato di libertà. Nel corso dei sopralluoghi i militari hanno inoltre sequestrato una spranga in alluminio, 3 bastoni in legno, una trave con punta acuminata, un tondino in ferro, una chiave inglese per idranti e un coltello da cucina, trovati nascosti nelle adiacenze della struttura.